Abbiamo Paolo Bevegnu che è il candidato alla presidenza della Regione Veneto per Solidarietà, Ambiente e Lavoro. Buonasera Bevegnu. Buonasera a voi. Bevegnu, voi siete appunto una lista di centrosinistra perché siete appoggiati anche da Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano e quindi mi sorge spontanea una domanda: perché non siete riusciti a trovare o a provare a fare un accordo con gli altri partiti di centrosinistra? Penso alla coalizione di Arturo Lorenzoni. Allora, noi non siamo di centrosinistra, siamo nel campo della sinistra e quindi non abbiamo nessuna relazione, diciamo così, all'interno del centro-sinistra, perché la nostra collocazione è una collocazione di alternativa. Noi non abbiamo partecipato al percorso di Arturo Lorenzoni perché non condividiamo sostanzialmente quella che è la composizione di questa coalizione, che è incardinata attorno al Partito Democratico, e una coalizione che sostanzialmente sulle questioni sostanziali di fondo non è nemmeno alternativa alla Lega. Basta pensare alla questione delle grandi opere, basta pensare alla questione delle Olimpiadi di Cortina e dulcis in fondo alla posizione che ha assunto il Partito Democratico sull'autonomia differenziata, sostenendo il referendum di Zaia. Queste per noi sono discriminanti molto nette, come sono discriminanti anche il fatto che tutta una serie di controriforme che riguardano il mondo del lavoro sono a firma del centro-sinistra e quindi la nostra opposizione è un'opposizione di alternativa sia al centrodestra che al centro-sinistra. Ecco, il tema del lavoro, delle disuguaglianze sul lavoro. Perché in questi anni tante persone, penso al mondo degli operai, al mondo del lavoro, si è spostata di fatto dalla sinistra a sinistra a votare verso partiti di destra, partiti più populisti, penso alla Lega di Matteo Salvini? Perché secondo lei c'è stato questo cambiamento? Questo cambiamento è dovuto al fatto che molti lavoratori e molte lavoratrici hanno interpretato riforme che hanno modificato pesantemente e in maniera negativa la loro vita come provenienti dal campo della sinistra, del centro-sinistra, sul quale non si fanno grandi distinzioni, e quindi in qualche misura siamo stati danneggiati anche noi. Poi c'è anche il tema ovviamente dell'immigrazione, perché voi vi siete sempre battuti per tutte le disuguaglianze, quindi sia in termini di lavoro che in termini di immigrazione, e si sa che il tema dell'immigrazione porta, diciamo, consenso ad altri tipi di partiti che questi migranti non li vorrebbero neanche vedere o far arrivare nelle nostre coste. Ecco, perché secondo lei una regione come il Veneto, che invece di fatto ospita tantissimi immigrati, di fatto questi immigrati la Lega dice di non volerli quando stanno arrivando alle nostre coste, ma poi spesso ci sono nelle nostre aziende, e nelle nostre aziende, se non ci fossero migranti, probabilmente tante aziende chiuderebbero. Secondo lei non le risulta un po' un paradosso? E come fanno questi partiti a reggere questo paradosso? Lo reggono perché c'è una narrazione molto insistente sul fatto che i migranti ruberebbero il lavoro agli italiani e avanti così. Io quando parlo di queste questioni invito sempre le persone a recarsi alle 5 di mattina dall'entrata della Fincantieri, ma potrebbe essere in qualsiasi altra azienda del Veneto, per vedere quanti sono i migranti che si recano tutti i giorni a lavorare in fabbrica con i lavoratori e le lavoratrici italiane, e quanto sia importante la loro presenza nel mondo del lavoro. Noi quando parliamo di migrazioni parliamo di lavoro migrante, questo è un tema per noi fondamentale. Certamente su questo terreno ci sono delle difficoltà, cioè a far comprendere un punto di vista differente da quello che è, diciamo così, il pensiero dominante, però i fatti sono questi. Nel Veneto la stragrande maggioranza dei lavoratori immigrati lavorano in fabbrica, lavorano nei campi, lavorano nelle imprese di pulizie, lavorano nella logistica. Sono centinaia di migliaia e sicuramente danno un contributo straordinario all'economia di questa regione, che non viene nei fatti riconosciuto, oppure viene riconosciuto ma solo dal punto di vista materiale, non dal punto di vista culturale, dei diritti,
Vabbè, insomma, queste sono cose che lei come la vede la politica? Lei come la vede la politica di questo governo in termini proprio di lavoro e immigrazione, dato che voi comunque siete collocati a sinistra, sinistra italiana se non sbaglio sostiene il governo, voi invece come siete collocati in merito anche al governo e come la vedete la politica di questo governo? Noi siamo all'opposizione di questo governo, perché questo governo comunque mantiene alcuni elementi programmatici che sono in continuità con quelli che sono stati i governi precedenti. Ad esempio, lei ha appena citato la questione dell'immigrazione, la sanatoria che è stata proposta, ad esempio, copriva solo una parte, una quota molto ristretta di lavoratori e tagliava fuori un'altra parte di lavoratori che sono inseriti nel nostro tessuto produttivo e che non hanno la possibilità di essere riconosciuti in quanto tali. Le faccio un esempio per capirci, alla Fincantieri, ma potrei citare altre aziende, cito la Fincantieri perché è la più grande azienda del Veneto, quindi tutti la conoscono. Ci sono lavoratori immigrati che sono richiedenti asilo che lavorano come carpentieri o saldatori e che non hanno potuto accedere alla sanatoria. Qualifiche anche importanti come metalmeccanici e in realtà non hanno alcuna sicurezza di poter continuare a vivere e lavorare nel nostro paese. Questo mi pare un fatto grave. Ricordo che quando fu introdotta la legge Bossi-Fini, l'allora governo Berlusconi fece una sanatoria che riguardò addirittura quasi 1 milione di lavoratori presenti nel nostro paese. Tantissimi di quelli oggi sono cittadini italiani a tutti gli effetti e, come dire, sono perfettamente integrati nel nostro paese. Per cui si fanno campagne che creano allarme e paura solo a scopi elettorali. Se poi si vanno a guardare i fatti, la realtà è profondamente differente. Grazie a Paolo Benvenu, candidato alla presidenza della Regione Veneto per Solidarietà, Ambiente e Lavoro. Buon lavoro. Grazie.